Buon pomeriggio a tutte e a tutti dall'Università degli Studi di Udine. Siamo qui per festeggiare il secondo compleanno di Equal e lo festeggiamo in una modalità doppia, ibrida, per voi da remoto, per noi qui presenti. Siamo due belle classi, degli amici, ci ritroviamo perché è una giornata importante. Ho il piacere di fare gli onori di casa in questo momento e coordinare questi primi saluti. Ma molto volentieri do subito la parola alla collega Alessia Ottavia Cozzi, che è qui in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Grazie Alessia. Benvenuti a tutti, qui in classe e a casa. Usiamo questo movimento della postazione, quindi scusateci se ci vedete avvicinarci e allontanarci. Io sono qui oggi graditissima ospite come delegata alla terza missione del Dipartimento di Scienze Giuridiche e porto a tutti voi i saluti della direttrice che non è potuta essere presente. Rubo qualche minuto, 4 minuti penso del vostro tempo come introduzione. Oggi è una giornata in cui si festeggiano i 2 anni di vita di questo portale e quindi sono qui accanto a me Anna innanzitutto e poi il professor Bilotta, che sono gli ispiratori e l'anima vivente di questo portale, che è un portale appunto sulle discriminazioni. Non a caso hanno organizzato questo convegno nella giornata di oggi, 8 marzo, la giornata internazionale della donna. E quindi li ringrazio per aver fatto coincidere, come dire, l'esempio di un loro lavoro quotidiano con una giornata che ha un rilievo chiaramente internazionale. Il portale Equal è un esempio, possiamo dire, di tutte le funzioni tipiche dell'università, perché da una parte contiene e propone attività di carattere didattico, dall'altra di ricerca con il suo costante aggiornamento e insieme, volendo essere una voce aperta, costantemente aggiornata e rivolta a tutti, anche di quella che è la cosiddetta terza missione, cioè la funzione istituzionale di divulgare, di comunicare i risultati delle attività che in università si svolgono. Vi rubo 2 parole, diciamo 2 minuti introduttivi proprio sulla giornata di oggi. Chiaramente noi non possiamo non parlare della questione delle donne pensando a quello che sta accadendo in Ucraina e ai drammatici fatti e alle immagini che ci arrivano delle donne che scappano con i bambini, che si devono separare dagli uomini con appunto immagini che immaginavamo e speravamo di non vedere mai più, e questo a maggior ragione ci spinge ad essere vicini a questa condizione umana, che è una condizione molto più vicina di quanto in realtà si possa immaginare. La giornata della donna. Chiaramente la questione femminile è una questione che è, come dire, alla base del diritto antidiscriminatorio e che però racconta molto di più di quella che è la condizione delle donne, perché racconta in generale del rapporto tra uomo e donna. Io di matrice sono una costituzionalista e quindi vi posso dire una cosa che non dico io, ma dicono moltissimi altri più esperti di me, che il rapporto tra uomo e donna presente anche nella Costituzione riflette in realtà un modo di essere della società. Da sempre chi ha studiato la funzione e il ruolo della donna ha compreso che come è organizzata la vita all'interno della famiglia non è un mondo chiuso e separato, ma invece riflesso dei rapporti di potere che si instaurano nel modo d'essere stesso, nella concezione, nella visione che noi abbiamo del nostro essere parte di un insieme collettivo. Certamente in questi anni sono stati fatti passi da gigante nella direzione della parità, però ancora molto è da fare e ricordo soltanto, per esempio, per rimanere al diritto costituzionale, che è oggi pendente una questione che riguarda il diritto al cognome della madre, dopo che per anni la Corte Costituzionale aveva invitato il legislatore a porre rimedio ad un automatismo, l'attribuzione del cognome maschile, che sembrava non coerente con i principi della Costituzione, ma il legislatore non è stato capace di ancora giungere ad un risultato, sicché la Corte è chiamata a intervenire. Perché vi dico questo elemento tecnico, forse di non particolare interesse? Perché in realtà questo mi induce a far ragionare me stessa innanzitutto su come le norme, a partire dalle norme della Costituzione, hanno bisogno di riconoscimento, camminano sulle gambe delle persone e quindi Equal, da questo punto di vista, è particolarmente importante come fenomeno che aumenta la consapevolezza, la coscienza culturale, la coscienza sociale. Il diritto non è fatto di norme nude, vuote, scritte, ma è fatto di, come dire, prassi, prescrizioni che hanno bisogno di vivere, di essere implementate. Ancora, ritornando al punto iniziale, la guerra, non posso non notare, mi sento in dovere di farlo,
che ieri avrete letto sui giornali, il patriarca Kirill ha giustificato la guerra come una guerra giusta perché contro i gay, contro le persone omosessuali. Ecco, anche da questo punto di vista, il portale Equal non si è mai occupato soltanto della questione femminile, come oggi 8 marzo, ma si occupa in generale di tutte le forme di discriminazione e diciamo quello che per noi è ormai acquisito evidentemente non lo è e ci ritorna sbattuto in faccia con tutta la sua, possiamo dire, durezza, con la sua violenza, con la sua inaccettabilità. E chiudo quindi dicendovi che ciò che sta alla base è il senso ultimo della Costituzione, riprendendo le parole di un costituzionalista molto famoso che si chiama Costantino Mortati, è il senso ultimo del rispetto. L'idea è quella di guardare negli occhi una persona e di capacitarsi di essere in grado, diceva lui, di immedesimarsi, di essere nell'altro, di guardarlo, diciamo, in una condizione di parità e non dall'alto verso il basso. E quindi da questo punto di vista forse il senso ultimo che ci ricordiamo oggi, sia per la giornata della donna, sia per la guerra in corso, sia per festeggiare questo portale, è che il messaggio che ci arriva è che dobbiamo garantire a tutti l'opportunità di trovare la propria strada, il senso di sé, quello che si vuole realizzare. Vi ringrazio quindi per l'opportunità di essere qui con voi e ascolterò con molto piacere gli interventi in cui si strutturerà questa giornata. Grazie. Davvero un ringraziamento alla collega, amica e davvero compagna di tanti studi, Alessia Ottaviacozzi, che ha rappresentato qui il nostro Dipartimento. Proseguiamo questo ragionamento che facciamo oggi, innanzitutto dicendo dove siamo e chi siamo, perché Equal è un percorso. Equal è un percorso iniziato nel 2017 col primo piano strategico dell'Ateneo ed è stata un'azione che abbiamo immaginato innanzitutto come un'azione di didattica, quindi come un'azione rivolta alla comunità accademica, in particolare agli studenti. Equal però ci è scappato di mano, è diventato più grande prima che ce ne accorgessimo e di questo uno dei responsabili, non parlo ora del collega Francesco Bilotta perché lui parlerà di sé e per sé, ma uno dei responsabili di questa fuga in avanti è senz'altro Pacini Editore, Pacini Giuridica, col dottor Vito Muccaria che è qui con noi oggi e che davvero mi fa piacere salutare e ritrovare nei festeggiamenti. Abbiamo creduto in questo progetto che è diventato da didattica, quindi da insegnamento di supporto alla clinica legale del professor Bilotta, è diventato ricerca e poi è diventato il mastermind, il master in inclusione delle diversità e quindi è tornato ad essere didattica e da quella didattica abbiamo imparato di nuovo ed è rientrato di nuovo come ricerca e proprio sulla base del percorso che abbiamo fatto in Equal con la redazione, con tutti i contributori che poi ringrazieremo, è un percorso che ci ha portati da pochissimo a vincere con PI, quindi capo cordata, la professoressa Marina Brollo che è qui con noi, un importante progetto di ricerca proprio collocato nei progetti di ricerca di interesse nazionale sul tema dell'inclusione. Quindi siamo qui nel centro delle cose che questo Dipartimento ha scelto di sostenere e 2 anni di scrittura, 1 anno di preparazione della piattaforma e poi siamo arrivati online. Allora adesso davvero è il momento di sentire anche genitore 2, se io posso essere genitore 1 di Equal e davvero con piacere condivido questo momento con Francesco Bilotta. Grazie Francesco. Bene, buonasera a tutte e a tutti, grazie per essere qui con noi oggi a condividere questo momento che, come accennava Anna, è un momento di soddisfazione e di gioia per tutti noi e si iscrive però in quella cornice che la collega professoressa Cozzi ci ha ben illustrato.
Ci sono delle parole chiave che ci hanno accompagnato in quello che giustamente Anna ha definito un percorso. Questa parola chiave è un po' anche iscritta nel titolo del nostro portale, che è equal, e cioè uguaglianza. Noi abbiamo sentito ora più volte evocare la parola parità. Quando parliamo della discriminazione tra uomini e donne sentiamo parlare di pari opportunità, il che è assolutamente legittimo e si iscrive anche in un quadro di normativo ben preciso, e però questo, almeno ai miei occhi, finisce per occultare un tema che invece dovrebbe essere un po' più centrale sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista delle politiche attive sul lavoro, e cioè quello dell'uguaglianza. Uguaglianza è intanto un obiettivo che si prefigge la nostra Costituzione al suo articolo 3, come ben sapete. Un obiettivo della società nel suo complesso, ma anche di chi all'interno della società ha dei ruoli attivi, di organizzazione a tutti i livelli. Organizzazione quindi generale del paese, ma anche microorganizzazione, come può essere quella del lavoro, come può essere quella delle imprese. E in questo percorso di organizzazione l'obiettivo, cioè l'uguaglianza, si raggiunge attraverso la rimozione degli ostacoli. È questo che ci dice il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Gli ostacoli sono moltissimi, alcuni dei quali Equal ha preso direttamente di mira, e lo diceva bene la collega Pozzi nei saluti introduttivi. Un obiettivo rispetto al godimento dei diritti fondamentali che chi organizza politiche attive a tutti i livelli deve tenere sempre presente, è quello della consapevolezza che i titolari dei diritti fondamentali devono avere, intanto di esserne titolari, e in secondo luogo di avere dei mezzi a disposizione che l'ordinamento gli mette a disposizione per poter godere, esercitare in concreto i diritti di cui sono titolari. Vale per i diritti fondamentali, vale per le libertà, vale anche per quell'obiettivo costituzionale che è l'uguaglianza. Cioè io devo fare un percorso culturale che ci riguarda tutte e tutti, a tutti i livelli, perché quell'obiettivo possa essere realizzato benevolmente, spontaneamente, se chi ha responsabilità organizzative effettivamente lo mette in pratica, altrimenti in maniera coattiva se invece questa spontaneità della realizzazione dell'obiettivo non si trova. E come faccio io in maniera coattiva a realizzare un obiettivo? Pretendo, la pretesa è il cuore dei diritti, di qualsiasi diritto soggettivo, specialmente dei diritti fondamentali. Allora, il percorso di Equal è un percorso di consapevolezza, informare le persone che esistono delle norme di diritto antidiscriminatorio, che queste norme vengono applicate, che ci sono sentenze che costantemente ribadiscono l'esistenza del principio di uguaglianza e cercano in qualche modo di renderlo concreto e attuale. E questo riguarda prima di tutto voi. Dico voi, studenti presenti, studentesse presenti oggi in aula. Alcuni di voi vedo un componente del Comitato Unico di Garanzia, ringrazio per la sua presenza, che, come dire, mette anche a disposizione parte del suo tempo, oltre il suo studio, per rappresentare tutte voi e tutti voi all'interno di questo organismo per la promozione del benessere e per combattere le discriminazioni all'interno della comunità accademica. Ecco, riguarda tutte voi e tutti voi, perché oggi state facendo un percorso di carattere culturale, state rendendovi consapevoli degli strumenti che un giorno utilizzerete come operatrici e operatori del diritto, e uso questo termine in maniera ampia perché non mi riferisco soltanto alle professioni classiche che gli studi giuridici vi possono consentire di svolgere, e quindi questa consapevolezza ve la dovreste portare con voi, e noi è quello che ci auguriamo. Da un lato. Dall'altro riguarda voi anche Equal, perché come diceva la collega e amica Anna Zilli, è nato come uno strumento di didattica. È nato come uno strumento di didattica ed è un luogo aperto, sempre costantemente aperto, ai contributi di tutte e di tutti. Ci piace, e è una cosa che ci rende molto orgoglioso, che gli studenti del nostro master e le studentesse del nostro master, alcune delle quali vedrete oggi pomeriggio proprio anche fisicamente, abbiano cominciato un percorso di collaborazione con il portale. Noi ci augureremmo
che questo riguardasse tutti gli studenti. Ci sono i dottorandi che pure collaborano con noi. Ci manca ancora appunto questo ultimo anello, diciamo, della catena, no? Che è quello invece iniziale, quello più forte, a cui teniamo di più, che siete tutte e tutti voi. Per cui considerate Equal casa vostra, un luogo in cui aiutare gli altri a crescere nella consapevolezza dei propri diritti fondamentali. Grazie e buon proseguimento. E allora, prima di entrare nel vivo proprio delle lezioni di oggi, cioè degli interventi che avranno per protagoniste e protagonisti le nostre relatrici e i nostri relatori, prendo ancora un attimo per fare il punto su questi 2 anni, che sono stati molto intensi, con momenti anche molto diversi. Mi piace pensare che il primo pezzo che abbiamo messo online era un pezzo sugli indios del Sud America e il loro diritto alla terra, e l'abbiamo messo con l'idea di parlare di uguaglianza in un modo in cui non si era fatto prima. Perché? Perché il diritto antidiscriminatorio tipicamente viene ricondotto al diritto del lavoro. Allora, certamente una parte rilevante degli studi sul diritto antidiscriminatorio è riconducibile al diritto del lavoro, ma l'ambizione di Equal è sempre stato andare molto oltre questa visione e l'abbiamo coltivata con grande impegno. Nel tempo siamo riusciti a costruire una redazione che lavora molto. Adesso incontro anche gli sguardi di chi viene costantemente inseguito. Hai scritto? Hai fatto? E allora adesso facciamo anche un po' il punto. Abbiamo ormai un blog molto pieno, con degli interventi, 3-4 ormai, guardo la responsabile, ma adesso la ringraziamo, con interventi che si susseguono con un ritmo serrato. Questo ci permette di avere una bella newsletter, che è un prodotto gratuito, che decidiamo come Dipartimento di restituire alla collettività, che è quella che chiamiamo normalmente terza missione, cioè ridare ai territori, alla collettività appunto, quello che noi abbiamo avuto, quindi ridarlo indietro. Questa redazione è coordinata dal professor Bilotta e da me, e vede come prima attrice sicuramente la professoressa Marina Brollo. E vado in ordine alfabetico, nella misura in cui davvero trovo che abbiamo costruito un percorso. Abbiamo poi Carchio, che sentiremo dopo, la giovanissima Giulia Colombo, De Leonardis, De Falco, La Fratta, Mazzanti, Mora Marco, Pezzini, Picco, Piovesana, Pollicino e chi ci ha supportato anche con degli scritti, Filì, Di Genio, Colussi, Sartor, Bulfone. Trovo tanti amici, tanti autori che forse a voi oggi e a casa diranno sono dei nomi, ma per noi sono stati persone importanti che hanno condiviso un percorso. Poi in redazione entra Daniele Gasparini con le sue pubblicazioni, ma entra in questo momento prepotentemente, voglio ringraziarla davanti a tutti, Daniela La Fratta, che è avvocata, collega, assegnista di ricerca qui a Udine, che ha preso in mano le redini della redazione e ci sta facendo diventare quasi ordinati, per la felicità di Pacini che ci osserva da là. E allora abbiamo detto il blog, abbiamo detto la formazione, perché Equal raccoglie tante iniziative formative e davvero se non ci fosse Equal non ci renderemo neanche conto di quanto facciamo, perché abbiamo iniziative ogni settimana, qualche volta più di una settimana, qualche volta più di una al giorno, e Equal di nuovo ci invita ad essere ordinati. Ancora, Equal ha una bella agenda, perché raccoglie tutti gli eventi che gravitano attorno al diritto antidiscriminatorio. E l'agenda di Equal di oggi però è occupata da noi, da questo evento di oggi.
E allora direi con grande piacere che possiamo iniziare con le relazioni attorno al tema quanto siamo equal. Mi prendo ancora 2 istanti per ricordarvi l'immagine che abbiamo scelto per la copertina, per la locandina di oggi. È quella agghiacciante immagine dei CEO, dei grandi amministratori delegati delle aziende tedesche riuniti a Monaco in occasione della conferenza NATO di cui purtroppo abbiamo sentito tanto parlare. Ebbene, quell'immagine dovreste averla davanti agli occhi, mi piacerebbe proiettarla, ma tremo e temo all'idea di proiettare qualcosa oggi perché la tecnologia davvero non mi aiuta, e non lo farò, però è un'immagine evocativa, è una grande tavola di uomini tutti bianchi, tutti, se posso dire, un po' âgés, per non dire vecchi, che non sta bene, non si dice vero vecchi, no, il professor Bilotta mi ha già sgridato, non si dice vecchi, si dice anziani, ma guardo verso il dottor Pezzini che ha scritto molto su che cos'è, no? Spiegandoci bene che cos'è un anziano. Allora, davvero mi dico che quella tavola ha 2 cose agghiaccianti. Da un lato tutti questi uomini, ma diciamocelo, ci aspettavamo altro? Quanto siamo equal? Allora ringrazio Marina Brollo che nel suo post di lancio sui suoi social ha detto grazie al portale di www.dirittoantidiscriminatorio.it siamo un po' più equal. Quindi grazie a questo progetto siamo un po' più equal. Ma noi non ci aspettavamo niente, perché la sappiamo la realtà qual è. Oggi è l'8 marzo, ma domani è il 9, state tranquilli, torna tutto come prima. La cosa agghiacciante per me sono i fiorellini sul tavolo, che mostrano una cura femminile di questo luogo, com'è nel nostro stereotipo di com'è un posto aggraziato, com'è un posto reso bello. Allora noi oggi su questo tavolo non abbiamo messo i fiori, non perché non ci piacciono, e ho fatto notare a tutti che a me piacciono, ma non li abbiamo messi perché rispetto a quella tavola con i fiorellini, ma belli, io li sto guardando, ma potete aprirvi l'immagine sul cellulare, fiorellini belli, gialli, blu, fra l'altro gialli-blu, cioè che veramente se si possono scegliere dei colori oggi devono essere il giallo e blu. Ebbene, rispetto a quella tavola con i fiorellini noi abbiamo scelto una tavola spoglia però molto più equal. Perché? Innanzitutto perché abbiamo deciso di applicare rigidamente il criterio della parità. Non avremo mai convegni, i famosi Menel, in cui parlano solo relatori uomini. Ogni volta in cui ci inviteranno faremo resistenza, non perché crediamo di poter cambiare tutto subito, ma crediamo che si possa cambiare tutto un po' alla volta. E allora questo è il nostro impegno quotidiano e con questo direi siamo più pronte e più pronti ad approfondire i temi di cui andiamo a parlare ora. Ho il piacere a questo punto di introdurre Claudia Carchio, avvocata e assegnista di ricerca in diritto del lavoro, e Daniele Gasparini, psicologo del lavoro, componenti di Equal a tutti gli effetti, per i primi interventi che sentiremo. La discussant, che anche accolgo con grandissimo piacere, perché è una grande professionista, una amica, una persona che davvero stimo, è Pina Rifiorati, avvocata e presidente del CPO dell'Ordine degli Avvocati. Non manco sin d'ora, ma lo faremo anche dopo, di salutare la amica, collega, professoressa Sergia Adamo, che è online e che ci segue e che purtroppo non può partecipare a questo evento. Io credo che già stiamo pensando al 3° compleanno di Equal, a cui sicuramente Sergia non mancherà di persona. Allora, volentieri chiamo i colleghi qui a prendere posto. Io rimango di lato per... Grazie.
Allora, avvicinate. Pina, vieni, grazie. Allora, ho bisogno soltanto di di avviarvi le slide. Claudia, prego. La prima a parlare è Claudia Carchio. Bene, buon pomeriggio a tutte e tutti. E come prima cosa ci tengo a ringraziare veramente di cuore la professoressa Anna Zilli e il professor Francesco Bilotta per l'attività svolta fino ad adesso, per averci regalato Equal e per aver organizzato l'evento di oggi e non ultimo per avermi chiesto di intervenire e di parlare del tema dell'uguaglianza di genere nel mondo del lavoro. E se oggi siamo qui anche per il compleanno di Equal, quindi il portale del diritto antidiscriminatorio italiano, è perché appunto questo portale compie 2 anni. E la domanda che ci poniamo, alla quale cerchiamo di dare una risposta, è appunto quanto siamo Equal. Ma per rispondere a questa domanda non possiamo considerare che proprio negli ultimi 2 anni tutte le azioni, le politiche e gli obiettivi che abbiamo visto, che ci siamo posti per raggiungere la parità di opportunità tra i generi nel loro complesso e in particolare nel mondo del lavoro, che è il tema di cui io cerco di occuparmi, sono stati influenzati, hanno fortemente risentito degli effetti della pandemia da Covid-19. Parto da questa considerazione perché nel tentativo di di fornire una panoramica dei dati e delle statistiche sulla partecipazione e il ruolo degli uomini e delle donne nel mercato del lavoro o più in generale nel mondo economico, non potrò non fare riferimento proprio al fatto che l'emergenza pandemica ha avuto un impatto assolutamente dirompente. E comincio questa mia carrellata dei dati con questo report del World Economic Forum, questo report sul Global Gender Gap, cioè sul differenziale di genere a livello globale, che diciamo si presenta anche sulla pagina internet o comunque come prima affermazione, parte con una presa d'atto che è sicuramente di impatto ma anche molto sconfortante. Un'altra generazione di donne dovrà aspettare per la parità di genere. L'impatto del Covid-19 ha impedito la chiusura del divario di genere globale, facendola aumentare nel tempo di una generazione, cioè passando da 99 anni stimati a 135. Con questo indice che viene ogni anno presentato dal World Economic Forum, vengono messe a confronto le situazioni sull'uguaglianza in generale in vari campi, in vari aspetti, chiaramente mettendo a paragone uomo e donna, le categorie degli uomini e delle donne, di 156 paesi. Come si colloca l'Italia? Quello che vi chiedo di osservare in questa slide non sono tanto i numeri, che sono forse anche di difficile comprensione, quanto vi chiedo di concentrare l'attenzione sulla colonna di destra, quella dove vedete quei piccoli rettangolini blu. Beh, se guardate i rettangolini blu vedete che la linea di mezzo è la linea della parità. In tutte o quasi le voci, in particolare quelle che riguardano la partecipazione e le opportunità economiche di uomini e donne e la partecipazione politica, o meglio la situazione del potere delle donne, vedete i rettangolini blu sono lunghissimi. Che cosa significa? Significa che in questi settori la parità è ancora lontanissima dall'essere raggiunta, mentre la colonna di destra, che è quella che ci indicherebbe una situazione in cui le donne sono avvantaggiate rispetto agli uomini, come vedete è vuota. Cosa significa? Significa evidentemente che in nessuno dei settori presi in considerazione il nostro paese riesce a raggiungere la parità. In qualcuno la raggiunge, ma veramente di poco. E quali sono i settori migliori? Quelli che riguardano l'educazione, ma dove l'Italia si colloca veramente in una posizione negativa rispetto agli altri paesi? Nella partecipazione economica, come vi dicevo, il nostro paese si pone al 114° posto su 156 e all'interno della regione europea ha la posizione assolutamente peggiore. Se poi guardiamo l'uguaglianza salariale, la percentuale di chiusura del gender gap non arriva nemmeno al 50%. Quindi vuol dire che abbiamo un fortissimo divario.
E i dati del World Economic Forum, che appunto compongono questo indice del 2021, non fotografavano ancora appieno gli effetti della pandemia sull'economia, ma già chiaramente portavano alcuni segnali di quelli che sarebbero stati i rischi che la pandemia stessa e l'emergenza avrebbero comportato sull'ampliamento delle diseguaglianze. Tant'è vero che è stato coniato un termine inglese, un termine anglofono, che è quello di recession, cioè una recessione tutta al femminile, che è quella portata dal Covid. Le donne sono state più colpite dalla crisi economica che è stata causata dalla pandemia e sono state colpite sotto tutti i punti di vista. Nella perdita dei posti di lavoro, dove le donne hanno perso più posti di lavoro rispetto agli uomini, nel divario salariale che è cresciuto, che si è ampliato negli ultimi tempi di crisi, fino ad arrivare all'aumento dei lavori di cura e quindi dei lavori non retribuiti che vengono posti generalmente, tradizionalmente, purtroppo a causa di stereotipi, alle donne stesse. Quindi i tempi per la parità di genere si sono allungati di un'altra generazione e in questo il Covid ha contribuito pesantemente, ma nel settore del lavoro le donne risultano sicuramente più svantaggiate che negli altri ambiti. Perché chiaramente laddove le donne tendono a perdere il lavoro, ad avere retribuzioni inferiori, il loro livello di benessere complessivo ne risente. E allora vediamo un attimo quali sono a livello globale, europeo e nazionale le iniziative che sono state intraprese, perché chiaramente il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione delle donne e delle ragazze costituiscono obiettivi fondamentali anche per i decisori politici. L'obiettivo quinto dell'agenda ONU 2030 riguarda appunto la parità di genere. La Commissione europea ha adottato una nuova strategia per la parità di genere, prendendo atto del fatto che nessuno degli Stati europei ha raggiunto la parità, non nel lavoro, non nelle retribuzioni, non nell'assistenza, non nelle pensioni, nemmeno nelle posizioni apicali e neanche nella partecipazione alla vita politica e istituzionale. Questo ha fatto sì che per la prima volta, anche in Italia, sia stata adottata una strategia nazionale per la parità di genere, che ha una durata di 5 anni e che ha come obiettivo primario quello di superare i risultati sicuramente non positivi che sono emersi dalle indagini dell'Istituto Europeo per la Parità di Genere. Quindi un istituto che a livello europeo ogni anno, similmente a quanto fa il World Economic Forum, pubblica dei report nei quali a ciascuno Stato viene attribuito un punteggio sulla base dei parametri delle aree che vengono prese a riferimento: lavoro, reddito, competenze, tempo, potere, salute. Anche qui l'Italia chiaramente non si era collocata a livelli soddisfacenti e quindi la strategia si pone l'obiettivo di colmare nei prossimi 5 anni questo divario molto forte. La dimensione lavorativa è al centro di questa strategia, perché come dicevo prima, garantire delle condizioni di accesso al mercato del lavoro che siano eque, garantire la progressione di carriera e una remunerazione uguale, permette una vera e propria condizione di indipendenza economica alle donne e quindi di garantire un miglioramento complessivo della loro condizione generale. Anche qui, come si colloca l'Italia nel contesto europeo? L'Italia è al 14° posto nella classifica dei paesi dell'Unione Europea 27, al di sotto della media europea di 4,2 punti. Quello che però stupisce più di tutto è la frenata che ha subito il nostro paese, perché se dal 2010 al 2018 vi era stato un aumento, quindi un miglioramento di 10,5 punti, dal 2018 ad oggi è stato soltanto dello 0,3. C'è stato quindi un rallentamento fortissimo e il nostro paese è molto indietro nel campo del lavoro, dove si attesta costantemente all'ultimo posto nella classifica dell'Unione Europea e resta quindi, il nostro paese resta quindi ancora molto lontano dal traguardo della parità. Non diversi sono i dati del bilancio di genere dello Stato, sul quale vorrei spendere giusto 2 parole per dire che cos'è questo bilancio di genere dello Stato. All'interno del bilancio dello Stato è stato previsto a partire dal 2016 questo strumento che è il bilancio di genere, che vuole dare una base informativa per promuovere la parità di genere attraverso le politiche pubbliche. E quindi attraverso una maggiore trasparenza che viene garantita da questo bilancio di come vengono destinate le risorse, si cerca di attuare un'analisi degli effetti delle politiche in base al genere. Quindi la pubblicazione del
bilancio di genere che è stata fatta nel 2022, ma i cui dati riguardano il 2020, per questo parlo di bilancio di genere dello Stato del 2020, ancora una volta mostrano come la pandemia in Italia abbia avuto un effetto molto negativo per la componente femminile, ampliando i divari di genere e comportando appunto una perdita dei posti di lavoro, ma anche un peggioramento complessivo delle condizioni di lavoro. Per citare qualche dato, il tasso di occupazione in Italia. In Italia lavora meno di una donna su 2. Il tasso di occupazione femminile nel 2020 è sceso al 49%, quando per la prima volta l'anno precedente, nel 2019, aveva superato il 50%. C'è un'altissima percentuale di donne che lavorano con contratti di lavoro part-time molto spesso involontario, cioè non scelto, ma imposto da condizioni esterne. Una elevata differenza salariale, quindi un guadagno differente a parità di mansioni, una mancata possibilità di progredire nella propria carriera, soltanto il 28% delle donne si trova in posizioni manageriali e anche una differenza nell'accesso all'istruzione, dove le donne tendono a partecipare molto meno ai percorsi di studio in materie tecnologiche. Quello che dal bilancio di genere emerge, secondo me, è molto sconfortante da un lato e deve essere sottolineato dall'altro a mio avviso, e questi due grafici sono in grado di evidenziare bene, è che l'impatto della crisi, le ripercussioni della crisi hanno prodotto i loro effetti in quelle aree in cui già vi erano delle fortissime differenze, quindi non solo hanno acuito il divario tra uomini e donne, ma soprattutto hanno peggiorato la condizione delle donne più giovani e delle donne del mezzogiorno. Adesso probabilmente non vi è così semplice vedere le differenze nei grafici, ma se voi vedete vi è una disparità territoriale che è estremamente marcata. E oltretutto anche i tassi di partecipazione, oltre alla disoccupazione, quindi una mancanza di partecipazione al lavoro, è uno degli elementi che più ha contraddistinto questa pandemia. In particolare le donne con figli, soprattutto se in età prescolare, hanno risentito molto negativamente della pandemia. Vi ricordo solo, perché a mio avviso è un dato impressionante, che nel 2020 3/4 delle dimissioni sono state rassegnate da lavoratrici madri, soprattutto madri di figli di età inferiore ai 3 anni. Quindi l'Italia si colloca al fondo delle graduatorie, ma questa situazione del mercato del lavoro deve essere letta congiuntamente all'aggravio delle responsabilità di cura domestica e familiare, perché la ripartizione dei carichi familiari è ancora fortemente asimmetrica tra uomo e donna, e questo in virtù di stereotipi che sono consolidati sostanzialmente e che attribuiscono alle donne questo compito come se fosse il loro unico e non fosse un compito da condividere invece anche con la componente maschile. Su questo aspetto la pandemia da Covid-19 ha chiaramente costituito un banco di prova, perché i carichi di cura addizionali e quindi di lavoro non retribuito sono aumentati in maniera esponenziale. Pensate all'interruzione dei servizi per l'infanzia, allo svolgimento della didattica a distanza. E quindi chi ha potuto lavorare da remoto lo ha fatto in una condizione spazio-temporale coincidente con quella del lavoro retribuito, ma in moltissimi altri casi, e il dato sulle dimissioni lo dimostra, questo ha comportato l'abbandono della propria occupazione e quindi l'abbandono del lavoro retribuito. A conferma di ciò basta guardare i dati relativi all'utilizzo dei congedi per Covid-19 o del bonus babysitting e di queste misure di questo tipo, compreso anche lo smart working. Le donne ne hanno fruito molto di più rispetto agli uomini, e questo perché? Perché molto spesso per esempio anche lo smart working è stato utilizzato come misura alternativa rispetto all'utilizzo dei congedi. Però prima di concludere vorrei cercare di dare, dopo aver dato tutti questi dati estremamente negativi, vorrei dire anche che nonostante questo complessivo arretramento nell'uguaglianza di genere, gli interventi che sono stati pensati per la ripresa, per la ripartenza, sono caratterizzati da un'ispirazione parzialmente nuova, diversa rispetto a prima, cioè l'enfasi all'obiettivo della parità, dell'uguaglianza che viene data negli strumenti della ripresa è sicuramente molto forte. Basti pensare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che rimarca in più e più parti
l'obiettivo di contrastare le diseguaglianze e soprattutto adotta un approccio cosiddetto di gender mainstreaming delle politiche pubbliche, che cioè impone, quando si adottano delle politiche pubbliche, di considerare la parità come in maniera trasversale, quindi non come soltanto un obiettivo, ma anche come un mezzo per raggiungere gli obiettivi. E questo fa sì che tutte le politiche pubbliche debbano essere progettate, implementate, verificate anche in un'ottica di genere, ma che altresì si debba guardare all'allocazione delle risorse, quindi all'allocazione dei finanziamenti. Uno degli esempi di questo è proprio il bilancio di genere dello Stato, che cerca di monitorare come vengono allocate le risorse. A questo proposito, nel PNRR il gender mainstreaming viene fatto appunto come una delle linee guida, delle linee direttrici e si cerca di superare proprio il fatto che le politiche di genere siano considerate sempre come politiche a favore delle donne, quasi come se le donne fossero considerate sempre una parte svantaggiata quando in realtà costituiscono più della metà della popolazione. Quali sono veramente in maniera molto breve le politiche? Beh, interventi diretti, ma interventi anche indiretti, interventi diretti per incrementare l'occupazione femminile, quindi la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro, ma anche l'imprenditorialità femminile. Dall'altra parte una serie di misure indirette che sono rivolte a potenziare i servizi educativi, perché anche nel PNRR si ritiene che un miglioramento dei servizi educativi possa incoraggiare un aumento della partecipazione delle donne nel mondo del lavoro. Infine, questa è una previsione del tutto nuova, la troviamo in una legge del 2021, quindi che ha già dato attuazione in parte al PNRR, anche all'interno dei bandi di gara, nelle gare pubbliche, il fatto che il soggetto che partecipa, quindi l'offerente o il candidato, abbia adottato delle politiche per garantire pari opportunità, verrà utilizzato come criterio premiale, quindi darà un punteggio aggiuntivo, un punteggio ulteriore nella competizione. Ed infine il sistema nazionale della certificazione che è stato introdotto e che appunto anch'esso ha già trovato nella legge 162 del 2021 una compiuta attuazione e consente di certificare la parità. E con questo io vi ringrazio molto per l'attenzione. Allora davvero grazie alla collega e davvero compagna di viaggio di Equal, Claudia Carchio, e con piacere cedo microfono, sede e palco all'amico e ex studente del Mastermind, il nostro psicologo del lavoro Daniele Gasparini. Daniele, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi veramente e ringrazio la professoressa Anna Zilli e il professor Billotto per avermi invitato a questo incontro. Devo dire che è un piacere, un onore e anche un'emozione essere qui, perché appunto sono reduce dal grande master che è stato realizzato di inclusione delle diversità. Ringrazio la professoressa Brollo che ha contribuito a realizzare il master e a renderlo veramente così importante e a farci scoprire anche dei mondi nuovi, dei modi nuovi di vedere le cose, e quindi tutto il tema dell'inclusione. Insomma, io l'ho parlato all'interno dell'organizzazione perché questo è il mondo un po' da cui arrivo ed è un po' questa la presentazione che vi faccio oggi. Nel tempo che ho a disposizione ho provato a rileggere l'organizzazione in ottica proprio di genere e chiedendomi proprio cosa può fare l'organizzazione per garantire l'equità, l'uguaglianza di genere, e qualcosa si può fare, anzi molto secondo me si può fare. Le organizzazioni hanno una grande responsabilità in questo. Io credo che al di là delle certificazioni B Corp, di responsabilità sociale, eccetera, l'organizzazione sia il fulcro per creare anche cultura dell'uguaglianza, e questa è una responsabilità importante. Questa mia introduzione al mondo dell'organizzazione di fatto verte su alcuni punti e devo dire che mi ha sorpreso i dati che la collega Carchio poco fa ci ha raccontato, in particolare quei 135 anni che ci vogliono, come dice il World Economic Forum, per raggiungere la parità di genere. Ecco, io adesso non so fra 135 anni di preciso che impegni avrò, però mi sono chiesto che cosa possiamo fare fin da subito per, come dire, se non accorciare di tanto questi tempi, sicuramente per migliorare la condizione. I dati sono stati presentati e devo dire sono abbastanza angoscianti e in questo quindi sta la possibilità di miglioramento, cioè già oggi, forse già da domani,
come diceva la professoressa Zilli poco fa, oggi è l'8 marzo, domani sarà tutto come prima, io vorrei che domani fosse un po' tutto un qualcosa di diverso, perché da qui ne usciamo con un qualcosa e un'idea di miglioramento. La mia idea è proprio quella di focalizzarmi su alcuni punti, in particolare i dati delle presentazioni che mi ha preceduto ci dicono come gli investimenti siano molti per raggiungere la parità di genere. Da un lato abbiamo visto l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, abbiamo visto l'impegno dell'Unione Europea per quanto riguarda la parità di genere, ma abbiamo visto anche come il governo italiano con il PRNN stia investendo molto per azioni di questo genere. Allora, le azioni possibili sono fondamentalmente 5, quello che ho individuato, perché sono, come dire, quello che è in comune fra questo tipo di investimenti. Ho individuato la diffusione della cultura dell'inclusione, la riduzione dei gap salariali, gap di accesso alle possibilità di lavoro, così come l'eliminazione delle discriminazioni. È un tema estremamente delicato, ma come vedremo spesso si annida all'interno dei processi organizzativi, laddove la prassi o la quotidianità di fatto non ci fanno accorgere di come sia possibile all'interno dell'attività lavorativa inserire la discriminazione. Lo vedremo in particolare con i processi di selezione, dove l'accessibilità alle possibilità di lavoro invece deve essere assolutamente equa, e quella che è la discriminazione per l'accesso alle posizioni lavorative, quindi quello che è il percorso di sviluppo professionale. E ancora, fra le azioni possibili, quello che è un riequilibrio delle azioni di cura. La relatrice che mi ha preceduto l'ha detto in maniera molto chiara: la donna è penalizzata dall'attività di cura perché ad essa, socialmente e culturalmente, è assegnata in particolare questo tipo di attività. Ma non sta scritto, almeno che io sappia, da nessuna parte, che l'attività di cura deve essere appannaggio esclusivamente della donna, anzi. E credo che se la pandemia qualcosa ci ha insegnato, ci ha lasciato di positivo, sia stato quello di capire che l'attività di cura o comunque della gestione del quotidiano, anche domestico se vogliamo, è assolutamente un'attività intensa e impegnativa dal punto di vista emotivo, dal punto di vista fisico, e deve assolutamente essere parte integrante di quello che è di quelli che sono i ruoli all'interno anche dell'organizzazione e della famiglia stessa. E poi un ultimo punto su cui andremo a lavorare è proprio lo stimolo all'autonomia, e ne parleremo di questo perché le organizzazioni moderne vedono nell'autonomia dei lavoratori e delle lavoratrici un punto di forza, laddove fino a qualche tempo fa la gerarchia e quindi la struttura ferrea e immodificabile guidava le attività lavorative, quello che si sta cercando di fare con le organizzazioni TIL, di cui poi parleremo, è proprio quello invece di stimolare l'autonomia delle persone, e questa autonomia ha come punto focale la capacità e le competenze dei singoli. Quindi sono 5 termini su cui mi concentrerò, che fanno da pilastro a questa mia presentazione. Il primo è complessità, il secondo è capacità, e poi parleremo di cultura, organizzazione, valore, e poi mi sono permesso un ingrediente segreto, che è quello che vedremo alla fine, così tengo un po' di suspense per la fine dell'incontro. Andiamo avanti, così vedete anche qui in presenza. Vi dicevo, il primo termine, complessità, ecco qua, complessità, e che il contesto attuale sia un contesto complesso, anche se è un termine che ormai abbiamo imparato assolutamente a conoscere, a condividere al di là dell'ambito scientifico, c'è assolutamente evidente. Complesso vuol dire in particolare interconnessione fra i vari ambiti, i vari spazi, i vari momenti anche della vita delle persone, e ci siamo accorti come la fluidità dei contesti sia assoluta. E la pandemia questa cosa l'ha resa evidente, ha avuto l'ulteriore vantaggio di rendere evidente la pandemia quei processi che di fatto erano sempre accaduti, ma ci ha imposto di governarli. Per cui l'ambito del lavoro è diventato e si svolge nel contesto domestico, così come l'attività di casa, casalinga, mi viene da dire per certi versi, trova necessariamente una sua conformazione per questo lavoro che invade gli spazi di casa. E quindi questa fluidità degli ambiti è diventata molto, molto evidente. Ma ci siamo anche accorti con la pandemia come i contesti di vita siano fortemente interrelati, e penso a chi ha dovuto gestire i figli
e quindi l'attività della didattica a distanza, e quindi il lavoro, e poi ancora l'attività a casa, e quindi una commistione continua di contesti che appunto interagiscono fra di loro. Questa complessità ci ha però fatto capire una cosa molto importante, ci ha reso evidente quante siano le capacità di adattamento delle persone e delle organizzazioni a fronte di situazioni fortemente variabili, proprio perché fortemente interrelate l'uno con le altre. Quindi la capacità delle persone, quindi la centralità delle persone, diventa un fattore determinante nel governare i processi complessi. Ma in particolare che cosa delle persone diventa fondamentale? Beh, la capacità di creare relazioni, quindi di entrare in contatto l'une con le altre. Se non avessimo avuto una rete sociale che ci sosteneva durante la pandemia, probabilmente molte attività sarebbero state molto più complesse da gestire. Penso appunto alle persone che devono gestire la quotidianità lavorativa, la quotidianità familiare, figli, altre attività, ovviamente del proprio vissuto. Ma soprattutto la complessità è legata a quel contesto in cui operiamo, quindi pensiamo in questo caso alle organizzazioni, che deve essere un contesto abilitante. Il contesto organizzativo deve essere il contesto dove le capacità e le competenze delle persone emergono, e quindi deve essere un contesto che agevola e facilita l'emersione delle caratteristiche. Diciamo che finalmente, uso un po' questo termine forse improprio, abbiamo iniziato a vedere le persone nella loro complessità. Okay. Quindi la persona non è più la persona che assume un ruolo in un contesto organizzativo, ma è una persona a tutto tondo con tutta una serie di caratteristiche, okay, che vengono messe in gioco, okay, sia per raggiungere quelli che sono i risultati organizzativi, sia ovviamente per raggiungere un equilibrio di vita, che poi vedremo essere anche uno stato di benessere. Come concretamente nelle organizzazioni si può operare tutto questo? Beh, sicuramente, come tutti i sistemi complessi, abbiamo bisogno di feedback costanti, continui. E un concetto abbastanza semplice, quello di feedback, si fanno anche poi corsi su come dare e ricevere i feedback, ma non è così scontato essere in grado di dare dei feedback rispetto a quello che è il percorso, la tua professionalità, le tue capacità di fare. E la capacità nell'organizzazione di creare spazi di incontro, spazi non solo virtuali, ma spazi fisici. E rendere gli spazi accessibili alle persone diventa un elemento fondamentale in questo momento, non solo quindi per quanto riguarda la parità di genere, ma in generale per quello che riguarda la equità di accesso agli spazi. E ancora penso alla capacità di realizzare team multidisciplinari, team nei quali partecipano persone che da quell'attività di team trarranno poi beneficio, si troveranno ad agire quelle decisioni che vengono appunto decise all'interno delle organizzazioni stesse. È una rivoluzione importante quello che l'organizzazione sta vivendo in questo periodo qua. C'è qualcuno che ha detto che quello che è successo nei primi 6 mesi di pandemia in termini di innovazione, di cambiamento, di adeguamento alle richieste di mercato, ma alla pandemia stessa, è quello che le aziende avrebbero dovuto fare nell'arco di 6 anni. Ora, se mi avessero detto in 6 mesi farai quello che ti dovrà accadere fra 5 anni, probabilmente mi sarei seduto e ci avrei pensato un attimo. In realtà il tempo non c'era, l'abbiamo fatto e questo ci ha reso evidente le grandi potenzialità che ci sono, non solo nelle organizzazioni, ma anche nelle persone. E di questo le organizzazioni devono tenere una forte considerazione. L'altra parola che vi dicevo, secondo me è un pilastro importante della uguaglianza di genere all'interno dell'organizzazione, è proprio la capacità, il termine capacità. Capacità inteso come l'abilità delle persone, riferito ad un contesto che è abilitante per la sua espressione e quindi la piena realizzazione delle persone. Il contesto organizzativo, ancora una volta, deve essere il contesto dove la persona si realizza nella sua totalità, non solo riferita ad una mansione o ad un ruolo, ma rispetto alle enormi competenze, le enormi capacità che sa manifestare. E quindi il contesto, ancora una volta, è un contesto organizzativo che crea le opportunità di incontro, opportunità di manifestare le competenze, opportunità di mettersi in gioco e opportunità di crescere. Sta poi alle persone, ovviamente all'interno di un percorso che vedremo tra poco anche dal punto di vista della certificazione, sa accompagnare le persone alla propria realizzazione. E la domanda che l'imprenditore non può più fare ad un lavoratore, ad una lavoratrice, è quali sono i tuoi bisogni, per questo risponderebbe solo ad una mancanza, ma deve chiedere quali sono i tuoi desideri, perché questo crea progettualità, questo crea presenza e autonomia nel raggiungimento, ovviamente, di quanto
si è auspicato in termini organizzativi, ma anche a livello personale. Ecco, tutto questo rientra in un concetto di benessere che riguarda la persona non solo, come ci dice l'OMS, quindi uno stato di completa salute, no? Dal punto di vista fisico, mentale e sociale, ma una condizione in cui le competenze ci permettono in maniera resiliente di far fronte alla situazione, perché il contesto che stiamo affrontando ora lo sappiamo tutti, lo sappiamo, siamo nell'ambito della didattica. In poco tempo abbiamo trasferito tutta la nostra capacità di fare formazione dall'aula, dalla presenza fisica, e il giorno dopo eravamo già in aula virtuale, trasferendo tutta la didattica in un contesto diverso, cosa che fino al giorno prima veramente ci sembrava quasi impossibile, siamo riusciti a farlo. Ecco, questo è il contesto nel quale stiamo vivendo ora. Perché, ancora una volta, le capacità? Perché sono l'elemento competitivo delle persone. Il contesto attorno all'organizzazione è un contesto estremamente dinamico. Per chi ha avuto modo di conoscere l'organizzazione da dentro, si è accorto come qualche anno fa tu potevi realizzare dei progetti con una scadenza temporale molto lunga e ti veniva garantita la stabilità delle variabili che garantivano quel progetto. Ora i tempi si sono accorciati, le variabili sono molto più articolate, molto più complesse, e la variabilità delle stesse caratteristiche può essere all'ennesima potenza, per cui tutto può cambiare in tempi molto brevi. Come puoi rispondere a questa complessità esterna? Beh, puoi rispondere solo con una complessità interna che è data dalla tua capacità come impresa di mettere in connessione i saperi che sono all'interno, a patto che tu, impresa, abbia creato la condizione perché quei saperi possano emergere e mettersi a confronto. Allora, andiamo anche qui nel pratico: come possiamo realizzare le capacità delle persone all'interno dell'organizzazione? Con dei progetti molto pratici, molto concreti, perché poi nell'impresa è bello essere concreto. Poi di solito l'imprenditore, la prima cosa che ti chiede è quanto costa, tipicamente, e praticamente cosa vuol dire. Quindi un po' questa, no? La sensazione che si ha. E quindi andiamo nella pratica. Ci sono delle progettualità che permettono nelle organizzazioni e alle persone quindi di far emergere le proprie competenze. Ne ho pensate 3 in particolare, sono 3 strumenti estremamente agevoli, ma che poi vedremo ci vuole la volontà di metterli in atto. Io ho pensato all'onboarding, la fase iniziale di inserimento nelle organizzazioni, spesso trascurata, spesso ti viene ancora detto: beh, questa è la tua posizione, questa è la tua postazione di lavoro, questo è il tuo ruolo, questa è la tua mansione, più o meno, insomma, questi sono i tuoi obiettivi e andiamo avanti, così si comincia. Invece l'onboarding, quindi la fase di inserimento organizzativo, è la fase più importante, come tutti i processi di inclusione, perché permette all'organizzazione di conoscere la persona e alla persona di conoscere l'organizzazione e farsi conoscere dall'organizzazione. E qui non si improvvisano le cose. E chi mi conosce sa che sono un po' legato alla metodologia del fare le cose, e quindi per fare questi progetti ci serve un metodo. E questo deve essere pianificato, costruito, agito e misurato ulteriormente. A questo si agganciano i progetti di rientro al lavoro. Quante volte è capitato in situazioni di rientro al lavoro, penso alla maternità ad esempio, okay? In cui il rientro al lavoro non viene gestito e governato, e chi rientra dalla maternità, penso alle tante donne che rientrano dalla maternità, pensa di ritrovare la stessa condizione di lavoro, ovviamente, e l'organizzazione di ritrovare la stessa persona. Ma non è così. Allora il processo di rientro al lavoro è un processo che ti accompagna da prima della tua assenza fino a quando tu rientri al lavoro, accompagnandoti nel reinserimento organizzativo, perché nel frattempo tua organizzazione si è cambiata, tu donna sei cambiata, la maternità è un qualcosa che ti stravolge e che ti dà molte abilità, okay? Perché gestisce situazioni diverse. Allora l'organizzazione deve sapere chi sta incontrando, quali sono le caratteristiche che sono cambiate, perché questo vuol dire valorizzare le competenze acquisite nelle persone. Ma anche questi sono progetti, penso alla maternità, ma penso in realtà anche alle assenze di lungo periodo dall'ambito lavorativo, che devono essere progettate e seguite. E poi ancora i progetti di mentoring e reverse mentoring, cioè tutte quelle attività in cui una persona esperta forma, affianca, accompagna il giovane, okay, o la persona non esperta ad acquisire velocemente un sapere che spesso, il più delle volte, specialmente le piccole e medie imprese, andrebbe perso, perché è legato più ad una conoscenza tacita e ad una conoscenza agita. Ma penso anche al reverse mentoring di fatto, e quindi la capacità
per i giovani di insegnare e trasmettere conoscenze alle persone. Vado via velocemente e quindi l'altro pilastro su cui mi volevo soffermare è il concetto di cultura. Anche qui non spendo molte parole, ma semplicemente la cultura come la capacità dell'organizzazione di leggere le situazioni, di agire rispetto ai valori che manifesta, ma soprattutto andare ad agire per abbattere quegli stereotipi che sono ancora presenti nell'organizzazione stessa, andare a indagare i bias cognitivi, anche di carattere sociale, che ci impediscono e impediscono alle persone di manifestarsi realmente per quello che sono, di conoscere le persone per quello che realmente sono. E qui l'analisi di processi organizzativi aiuta tantissimo, perché, come dicevo nell'introduzione, il rischio è che i bias siano agiti in quei processi che accompagnano l'organizzazione nelle proprie scelte, e questo non ce lo possiamo permettere. E allora come anche qui andare ad agire per migliorare o cambiare la cultura, perché poi è un processo di change management? La formazione è sicuramente importante sui temi che vi ho detto poco fa, quindi stereotipi, bias, e i temi della discriminazione sono importanti. Stabilire e realizzare delle policy adeguate di comportamento, di rispetto delle norme, delle regole che vengono ovviamente ad abbattere la discriminazione, ma soprattutto regole che stabiliscano un lessico della non discriminazione all'interno dell'organizzazione, perché purtroppo, anche per quanto riguarda i temi di genere, è ancora presente. E poi una leadership sicuramente che sia in grado di governare e portare a compimento tutto questo. Vado veloce perché vado in chiusura, e l'ultimo tassello che vi presento è proprio l'organizzazione in senso stretto. Noi abbiamo già parlato, le organizzazioni, quindi realtà organizzative che fanno in modo che all'interno ci sia una imprenditorialità e quindi gruppi che sanno rilevare i cambiamenti esterni ed agire per il cambiamento dell'organizzazione. Politiche di diversity management, anche queste non si possono improvvisare, vanno stabilite, vanno progettate, vanno poi implementate, e poi le norme. Ma su questo non mi addentro oltre. Come? Beh, stabilendo degli obiettivi chiari, precisi, determinati, temporalmente definiti, misurabili. La normativa ISO 30415 sul diversity management è una norma nuova di circa un anno fa, finalmente mi verrebbe da dire, è una norma che accompagna le aziende ad applicare il diversity management, a realizzare quella che è l'equità e anche la parità di genere all'interno dell'organizzazione, stabilendo tutta una serie di criteri di misurazione e processi di sviluppo. E poi le azioni di welfare. Qui 2 parole molto brevi. Ma le aziende, come dicevo prima, devono chiedere quali sono i desideri delle persone che lavorano al proprio interno, e tra questi spesso, nell'ultima ricerca di un'organizzazione conosciuto tempo fa, era emerso come le donne avevano necessità, ma lo diceva già la dottoressa Carchio poco fa, di poter riequilibrare quelli che sono i tempi della cura con i tempi di lavoro e i tempi della famiglia, e non possono essere ovviamente sbilanciati. Quelle organizzazioni possono veramente fare molto. Dicevo, costa tutto questo? Nelle organizzazioni dove mi chiedono quanto costa, io gli chiedo: sai quanto ti costa se non lo fai? Ecco, forse la domanda che ti devi porre è un po' quella, ma sicuramente i vantaggi sono molteplici. Potremmo dettagliare anche qui una serie di numeri, anche in termini economici. Mi limito solo ad elencare una serie di vantaggi che realizzare la parità di genere porta all'interno dell'organizzazione, e sicuramente l'innovazione, il branding diventi più attrattivo sia per l'esterno ma anche per l'interno, quindi la retention organizzativa è estremamente importante. Gruppi di lavoratori per i quali tu sei più attrattivo e quindi l'accesso a competenze e abilità specifiche, e ancora la motivazione molto alta. Si è rilevato in maniera molto chiara come le organizzazioni inclusive siano attrattive, le persone siano molto più motivate a lavorare all'interno. Sicuramente una buona competitività, ma direi più sana competitività in questo caso, e poi maggior flessibilità ed efficienza, perché il fulcro diventa la persona e le competenze che può mettere in gioco in più contesti. Chiudo veramente. Siamo partiti da una foto che era questa, ci ha lasciato particolarmente esterrefatti, allibiti, e di fronte a emozioni di questo genere tu puoi rimanere lì e guardare, puoi pensare a cosa fare oppure puoi agire. Ecco, la proposta mia è quella di agire, poter fare delle cose, e si possono fare, se ne possono fare molte,
L'ultima variabile era l'ingrediente segreto, l'ho scritta qui, serve coraggio per fare tutto questo, ok? Perché le possibilità ci sono tantissime veramente, serve la capacità, ma soprattutto serve il coraggio, cioè la scelta di fare il salto e cominciare a dire queste cose si possono fare, le voglio fare. Allora mi auguro, e chiudo veramente, altrimenti mi tolgono la linea, mi auguro che fra qualche anno, se ci troveremo ancora qui a parlare di uguaglianza, magari la locandina potrà non essere questa, magari assomigliare un po' più a questa, insomma, e quindi avere un po' qualche capello bianco in meno e qualche giovane in più e più variegato. Grazie. Daniele, lasciami la sedia e siedimi là. Eccoci qua. E davvero un ringraziamento sincero ai relatori di questa prima parte. E se fossi un imprenditore direi leggetevi, ascoltate Claudia Carchio che vi racconta le cose come stanno e fate come vi dice Daniele Gasparini, cioè come le cose si fanno. Ma la sintesi davvero non spetta a me, spetta alla carissima amica, collega, presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Udine, Pina Rifiorati, alla quale davvero senza indugio cedo la parola. Grazie. Eccoci, buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Venire qua all'Università di Udine per me è sempre un grande piacere. Mi sento a casa anche se ho sbagliato aula, quindi non riuscivo a trovarmi e sono arrivata in ritardo e faccio i complimenti per il primo anno del nostro Equal. Il secondo, scusa, madonna che gaffo, al quale anch'io mi riprometto sempre di collaborare con qualche contributo. Allora, diciamo che per fare sintesi io ho pensato che non ci fosse cosa migliore che portare la mia testimonianza come lavoratrice autonoma, no? Perché comunque nelle relazioni che mi hanno preceduto si è parlato principalmente di lavoro dipendente, ma diciamo che ancora peggio stiamo nel lavoro autonomo. Il mio lavoro, sono avvocata e il mio lavoro è stato appannaggio quasi esclusivamente maschile fino a pochi decenni fa. Quando io ho iniziato a lavorare verso la fine degli anni 90 era ancora così. Ho portato qualche dato per dirvi che nel 1985 gli uomini erano ben il 90%, nel 2015 il 52%, quindi si cominciava a alzare il dato, e negli ultimi dati che ci fornisce la Cassa Forense, che è il nostro istituto previdenziale, le donne hanno superato la famosa quota del 50% e si sono assestate a un 50,3%. Diciamo che per questi motivi, anche per un dato diciamo culturale legato allo svolgimento delle libere professioni che in qualche modo si devono autoregolamentare, quando io ho iniziato il mio percorso professionale il concetto di conciliazione lavoro-famiglia era assolutamente sconosciuto, così diciamo che quando io ho avuto la mia prima figlia, ho avuto 2 figlie, ogni volta mi sono affannata a lavorare fino all'ultimo giorno, a riprendere immediatamente dopo la nascita delle figlie. Ogni volta che andavo in udienza con il pancione mi sembrava che si attribuisse alla mia prossima maternità praticamente una rinuncia quasi ineluttabile alla professione. E i tempi di vita-lavoro, qui ha fatto cenno il dottor Gasparini, che nel lavoro autonomo sono anche molto impegnativi, perché se è vero che mi si diceva beata te che ti puoi organizzare, in effetti organizzarsi tra tutte le mansioni che riguardano la mia professione, quindi lo studio, la redazione degli atti, vedere i clienti, andare in udienza, era
all'epoca improntato su tempi di organizzazione del tutto maschili, per cui se si doveva fissare un appuntamento dal notaio erano le 18 di sera, se si doveva fissare un incontro per trovare un accordo transattivo erano le 5:30, quindi erano tempi dettati da chi a casa evidentemente aveva qualcun altro che accudiva i figli o comunque svolgeva le mansioni casalinghe. Del resto, se pensate che le donne sono entrate in avvocatura nel 1919, la legge che consentì alla famosa, insomma, conoscerete tutti la storia di Livia Poët, e grazie a quella legge che finalmente in età molto avanzata è riuscita a iscriversi all'albo degli avvocati, non prima di aver subito l'umiliazione di vedersi bocciata la sua iscrizione dalla Corte di Cassazione di Torino con argomentazioni proprio in cui esplicitamente si enunciava una diseguaglianza tra uomini e donne, quindi un'impossibilità legata al sesso per le donne di esercitare la libera professione. Ma se pensiamo che a fronte di una legge che insomma ormai ha il suo tempo e al dato statistico per cui le donne non sono entrate nella professione, abbiamo visto i dati se non in tempi più recenti, il concetto di conciliazione tra vita e lavoro legato ad esempio ad avere il legittimo impedimento all'udienza, quindi poter chiedere un rinvio nel tempo della gravidanza, risale solo al 2018, quindi diciamo che fino al 2018 il dottore parlava del rientro in azienda, eccetera. Ecco, noi non potevamo neanche mai uscire, per cui il rinvio o perché avevi appena partorito, perché magari c'erano problemi, erano del tutto rimessi alla buona volontà del giudice, oppure negli ultimi anni, ma vi parlo ormai degli anni 10 del 2000, a degli strumenti di soft law, quindi protocolli che venivano sottoscritti, che ci sono ancora tra magistratura e avvocatura, ma che comunque non mi davano nessuna tutela, perché se il giudice non voleva darmi il rinvio, comunque nessuno lo poteva obbligare, perché comunque il protocollo è rimesso alla buona volontà dei sottoscrittori. Qual è il dato importante? Allora, la legge che è entrata in vigore nel 2018 non è entrata in vigore con uno squillo di tromba, si tratta di 2 commi infilati dentro la legge di bilancio, quindi assolutamente quasi sembrava che, speriamo che nessuno se ne accorga, è recentissima, ma vi assicuro che ancora oggi non è così scontato che venga applicata, per cui ancora oggi ci sono colleghe che non chiedono il rinvio, perché comunque temono di essere dequalificate da questa richiesta, quindi dal mettere davanti un'esigenza di personale, familiare legata ai figli. Ci sono anche dei giudici che non lo concedono, che diciamo rimettono, cioè condizionano l'accoglimento della richiesta al consenso della controparte, come se fosse una questione che possa essere, diciamo, discussa. Quindi finisco subito. E quindi perché vi ho portato questo esempio? Per dirvi che le norme ci sono, il quadro normativo è abbastanza completo, però è sotto i nostri occhi che la parità concreta ed effettiva non è ancora raggiunta. I dati, insomma, che ci ha portato la collega Claudia Carchio mi pare che sono abbastanza evidenti. Io credo che questo divario, e quindi la risposta anche al tema, no? Quanto siamo equal, ancora poco secondo me, ma perché? Perché probabilmente, ciao Valeria, probabilmente c'è da colmare un divario tra il quadro normativo e la realtà, e questo divario da che cosa è dato? Dal cambiamento culturale, quindi dal fatto che anche chi è chiamato ad applicare la legge è, come dire,
pieno di stereotipi, di pregiudizi, quindi colmare questo divario è l'ultimo passo che noi dobbiamo compiere per finalmente arrivare a una sostanziale parità di genere. E io mi auguro che quando voi inizierete al termine dei vostri studi il vostro percorso lavorativo, questo lavoro forse è andato a termine, ma quantomeno voi avrete una consapevolezza che sicuramente alla mia generazione come professioniste mancava del tutto. Grazie, scusate se ho sforato. Grazie. Ringrazio moltissimo la collega Presidente Pina Recchiorati, che ha messo l'accento giustamente sul tema della consapevolezza, e in questi anni l'Ateneo Udinese ha fatto molto sul tema della consapevolezza, e in questo sicuramente una attrice protagonista di questo percorso è stata la professoressa Valeria Filì, che è la Presidente del CUG, che ci ha raggiunto per un breve saluto. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie Anna. Protagonista, devo dire che il CUG è stato protagonista in questi anni, quindi certamente la presenza di un CUG attivo ha fatto sì che le energie migliori e positive siano state incanalate in tutta una serie di attività che effettivamente possono renderci oggi orgogliosi e orgogliose di quello che abbiamo fatto. Del CUG oggi qui abbiamo due componenti, il professor Villotta e anche lo studente, e quindi io ringrazio i vari componenti del CUG che anche nel loro succedersi, perché poi sono cambiati, hanno portato tutta una serie di idee innovative. L'Università di Udine devo dire che anche oggi dimostra una certa attenzione a quanto sta succedendo. Avete visto l'home page dell'università, abbiamo dedicato l'home page alle donne resistenti e alle donne in fuga dai paesi di guerra. Non potevamo non volgere il nostro pensiero quindi alle donne che stanno soffrendo, specialmente visto che la guerra, anche questa guerra, è stata decisa dagli uomini. Emblematica è la foto della locandina, quindi guerre decise dagli uomini che poi però sono sulle spalle delle donne che vivono comunque una violenza moltiplicata, cioè la violenza della guerra poi nei confronti delle donne è una violenza che è ancora più forte. Abbiamo letto sui giornali che già si comincia di nuovo a parlare di stupri di guerra, quindi è un qualcosa che costantemente si ripete. Voglio ricordare che questo compleanno di Equal è veramente un momento di orgoglio anche, vabbè, l'avete già ripetuto, però insomma faccio parte anch'io del laboratorio lavoro, quindi è un orgoglio per tutto il gruppo di diritto del lavoro del Dipartimento di Scienze Giuridiche. E devo dire che insomma è cresciuto molto bene anche grazie alla professoressa Zilli, al professor Villotta e a tutta la squadra di giovani che hanno lavorato a questo portale. Queste iniziative sono molto positive, noi le abbiamo messe anche sul nostro sito del CUG in modo da poi amplificare ovviamente i messaggi per creare una rete. Voglio segnalarvi che ci sono anche altre iniziative in questo marzo che il CUG ha patrocinato, quindi oltre a quella di Equal, io vengo adesso dal Dipartimento di Lingue, dove c'era un'altra iniziativa dedicata sempre alle donne vittime di violenza, però si tratta di un punto di vista diverso, di letteratura spagnola. Vi segnalo che il 17 e il 18 marzo ci sarà un evento organizzato dal Dipartimento Umanistico con la scuola Zanon e si parlerà di storia e di storia di genere, e poi un evento che mi vede molto orgogliosa, che è quello che abbiamo già fatto il 1° marzo e che è disponibile online su Play Uniwood e che riguarda riflessione sulla lingua in una prospettiva di genere. Ha partecipato il professor Villotta e l'abbiamo organizzato con l'Università di Firenze e l'Accademia della Crusca. Tra l'altro ti segnalo, Francesco, in diretta che raccoglieremo gli atti. La rettrice dell'Università di Firenze vuole che facciamo gli atti, mi ha chiesto se siamo
d'accordo anche noi dell'Università di Udine, ho detto di sì, quindi raccoglieremo anche gli atti. Anche questo è un momento di riflessione, perché la riflessione sulla lingua, insomma, è una riflessione che poi tocca tutta una serie di snodi. Abbiamo visto in quel contesto anche punti di vista molto diversi, ma insomma i punti di vista diversi sono quelli che poi fanno sì che si vada avanti. Il pluralismo delle idee è fondamentale per fare passi avanti. Allora io adesso lascio la parola il prosieguo a Anna, quindi buon lavoro e grazie. Allora davvero grazie anche alla professoressa Filì e a chi è intervenuto in questa prima sessione. Senza indugio andiamo a affrontare la seconda parte, che cerca di usare proprio quel dialogo a cui anche la professoressa Filì ci ha appena invitati, e cioè a guardare il mondo con ottiche, con occhi, con strade e percorsi diversi. Allora, è davvero un piacere introdurre Massimiliano De Falco, che è attualmente assegnista di ricerca all'Università di Modena e Reggio Emilia, un collaboratore nuovo ma ormai rodato del laboratorio lavoro, del quale continua a far parte, così come nella redazione di Equal. Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Anzitutto vorrei ringraziare davvero di cuore sia la professoressa Zilli che il professor Bilotta, sia per avermi coinvolto oltre un anno fa all'interno del portale di diritto antidiscriminatorio, sia per avermi coinvolto oggi in questo importante convegno che ne festeggia i primi 2 anni online e che offre certamente un'occasione di confronto su quella che, specie all'esito degli interventi che hanno preceduto il mio, resta purtroppo una sfida ancora da vincere. Il mio contributo ambisce ad affrontare il tema delle differenze di genere nel mercato del lavoro, declinato però in quella che è stata la prospettiva di analisi che ho coltivato in questo primo, spero di tanti, anno di attività sul portale, ossia rispetto all'inclusione delle persone con disabilità e quindi rispetto all'inclusione nel mercato del lavoro delle donne con disabilità. Acquisito che la differenza di genere possa trasformarsi in disuguaglianza quando le donne non hanno accesso alle risorse in egual modo rispetto agli uomini e che la disabilità possa trasformarsi in disuguaglianza laddove le persone con disabilità non abbiano accesso alle risorse in egual modo rispetto alle altre, siano esse donne o uomini, per le donne con disabilità la combinazione di questi due possibili, ma come noto assai frequenti, fattori di esclusione può generare un effetto moltiplicatore che le espone al rischio di essere discriminate sia rispetto alle donne senza disabilità sia rispetto agli uomini con disabilità. Ed è questo il fenomeno ancora scarsamente indagato in realtà tanto in letteratura quanto nella prassi delle cosiddette discriminazioni intersezionali, per cui la concomitante appartenenza a 2 o anche più gruppi sociali sfavoriti moltiplica il rischio che una persona sia vittima di eventi lesivi della propria dignità. E in questi termini le discriminazioni intersezionali colpiscono specificamente ed esclusivamente le donne con disabilità, non in quanto donne, non in quanto persone con disabilità, ma proprio in quanto donne con disabilità. E questo traspare nitidamente, quantomeno sulla carta, anche nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e specificamente all'articolo 6 rubricato donne con disabilità. Tuttavia, oltre a sottolinearne la condizione di particolare svantaggio, la Convenzione si limita a delegare ai singoli Stati l'adozione di contrasto alle discriminazioni multiple, anche se il termine più corretto sarebbe intersezionali.
proprio a tutela della condizione delle donne e delle bambine con disabilità. Donne e bambine con disabilità che però restano invisibili, e specie sul mercato del lavoro, nel senso che né le politiche di genere influenzano la loro condizione, né le politiche sulla disabilità sembrano tener conto del genere. La questione è sicuramente assai rilevante, specie di fronte ai numeri della disabilità. Preliminare però a ogni ricostruzione del fenomeno è aver ben chiaro che cosa si intenda col termine disabilità. Tale caratteristica personale non può e non deve essere interpretata quale sinonimo di menomazione, handicap psicofisico, ma occorre tenere in considerazione l'influenza dell'ambiente circostante e in particolare gli ostacoli presenti nell'ambiente circostante che influenzano la piena ed effettiva partecipazione in tutti gli ambiti della vita su base di uguaglianza con gli altri delle persone con disabilità. Venendo ora ai numeri, le più recenti rilevazioni statistiche evidenziano come le persone con disabilità in Italia ammontino a circa il 5,2% della popolazione. Più o meno si tratta infatti di oltre 3 milioni di persone che presentano limitazioni funzionali gravi, a cui si aggiungano poi oltre 9 milioni e mezzo di persone che presentano limitazioni funzionali lievi o malattie croniche gravi. Così riletto, si tratta dunque di un universo di quasi 13 milioni di persone, superiore al 21% della popolazione residente, rispetto al quale la quota più significativa, soprattutto nei casi di limitazioni funzionali gravi, è rappresentata da donne e in particolare da donne anziane, over 65. Tale risultanza, tale analisi in realtà è abbastanza intuitiva, in quanto logica conseguenza del fatto che in Italia la speranza di vita è in costante aumento e logica conseguenza del fatto che in media le donne sopravvivono più a lungo degli uomini. Tuttavia, duole osservare come in questo scenario, benché siano le donne a invecchiare di più e avere una speranza di vita più lunga e longeva, siano le stesse donne ad essere spesso gravate degli oneri di cura e assistenza altrui, ma potenzialmente anche propri. Il tema pare assai rilevante anche di fronte ai dati e alle analisi sulle condizioni occupazionali delle persone, in particolare delle donne con disabilità. Attualmente è occupato poco più del 35% di persone con disabilità comunque abili al lavoro, mentre solo il 20% delle persone con disabilità cerca un impiego e una fetta assai rilevante si colloca nell'inattività. È emblematico il fatto come a fronte di un 43,5% di persone con disabilità che restano inattive, tra le persone senza limitazioni questa percentuale è pari a solo, tra virgolette, il 27,5%. Inoltre, tali disparità di trattamento e opportunità sono rese ancor più nette per la componente femminile della forza lavoro, in quanto solo il 29,4% delle donne con disabilità contro il 43,3% degli uomini lavora, solo il 16,6% delle donne con disabilità cerca un impiego e addirittura più del 53%, quasi il 54% delle donne con disabilità si colloca in attività.
A tanto si aggiunga poi che all'interno delle imprese legittimamente dirette al profitto, le persone con disabilità sono spesso considerate lavoratori e lavoratrici di serie B in ragione di presunte ridotte performance e proprio per questo spesso confinate in mansioni di secondaria importanza rispetto a quella che è l'attività principale dell'impresa. L'articolazione che ho illustrato in questa diapositiva risulta abbastanza omogenea su tutto il territorio nazionale, sia per classi d'età, sia anche per livelli di disabilità, ma è proprio con riferimento al genere che il quadro risulta assai più differenziato, perché tra le donne c'è una maggiore, tra quelle poche donne che lavorano, c'è una maggiore incidenza di figure medio-alte come dirigenti, professioniste o figure tecniche specializzate, mentre tra gli uomini le quote più rilevanti sono quelle di professioni qualificate dell'industria o anche professioni non qualificate. In realtà le risultanze che ho presentato nella precedente diapositiva non sono altro che la cartina di tornasole di quelli che sono i livelli medi di istruzione, perché l'istruzione rappresenta, come noto, un volano per l'accesso al lavoro e l'accesso a una professione qualificata, e tra le persone con disabilità più istruite e più qualificate la fetta maggiormente rilevante è quella delle donne con disabilità. Il dato è anche dimostrato da quella che è l'analisi effettuata sulle condizioni occupazionali delle persone con disabilità nel pubblico impiego, laddove, lo ricordo, l'accesso avviene per concorso e laddove le procedure selettive assicurano come il genere sia irrilevante ai fini dell'assunzione. Quindi, riassumendo, anzitutto le donne con disabilità in Italia sono tante. In secondo luogo, le donne con disabilità che lavorano in Italia sono poche, e infine queste poche donne con disabilità che lavorano sono comunque mediamente istruite e ricoprono figure professionali medio-alte, tanto da far pensare in realtà che le donne con disabilità non istruite stiano di fatto peggio di tutte e di tutti. Se ne ricava quindi che il mercato del lavoro è assai selettivo per le persone con disabilità e a quanto pare è ancora più selettivo per le donne con disabilità, con tutta una serie di ambiti che sono loro preclusi a causa di tutta una serie di resistenze culturali che regolarmente io e tutti noi proviamo a scalfire attraverso l'attività che coltiviamo quotidianamente sul portale. Inoltre, e qui mi avvio alle conclusioni, nel contesto della pandemia, come è emerso chiaramente dalle relazioni che mi hanno preceduto, la pandemia si è abbattuta violentemente sulle donne, in quanto le misure di contenimento del contagio e il venir meno delle poche istituzioni che liberano il tempo delle donne dalla cura ha di fatto alimentato quel circolo vizioso che attrae e risucchia l'impiego femminile verso una spirale negativa. Non è dato sapere, in quanto non ci sono dati aggregati sul punto, quale sia stata la reale condizione, specie con riferimento alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, delle donne con disabilità, e questa in realtà è una debolezza del nostro sistema che di fatto non incrocia i dati. Una lettura intersezionale, rifacendomi proprio alle discriminazioni intersezionali che ho presentato all'inizio dell'intervento, servirebbe sia
per individuare quelle discriminazioni che altrimenti resterebbero invisibili, sia per individuare quegli interventi mirati che tengano conto della specifica condizione delle donne con disabilità e che aiutino a indirizzare le politiche sociali e del mercato del lavoro per una loro effettiva inclusione. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione e spero di essere stato molto utile. E allora continuiamo a coltivare questo sguardo intersezionale e lo facciamo adesso con l'eroica davvero collega avvocata, dottoressa di ricerca in diritto dell'ambiente e molto di più, Loretta Moramarco, che ci ha raggiunti con un viaggio a dir poco rocambolesco da Altamura. Allora Loretta, che è anche stata collega, è stata nostra studentessa al Mastermind, ci regala questo ultimo intervento per poi avviarci alle conclusioni con la professoressa Brollo. Grazie. Grazie a voi, io faccio brevissimamente i ringraziamenti ai professori presenti, alla professoressa Zilla, al professor Bilotto e alla professoressa Brollo, perché senza di loro non avrei partecipato al master, perché non ci sarebbe stato e non sarei neanche qui, quindi è stato un piacere fare il mio viaggio di 12 ore, solo un piacere. E altre 12 per il ritorno. Allora, il punto di vista delle donne sui temi sociali, ovviamente non su tutti i temi sociali perché non c'è modo di parlarne, io partirei da una considerazione su due parole: complessità e neutralità. I temi sociali sono temi complessi, la complessità, richiamando chi meglio di me, cioè Morin, l'ha definita, è l'impossibilità di semplificare. E il giurista, e noi diciamo, lo dobbiamo sempre ricordare, pensa di avere a che fare con soggetti astratti, può pensare di averne a che fare, ma in realtà ha a che fare con individui che sono assolutamente complessi e portatori di più, forse di un'identità potremmo dire, e questo lo deve sempre ricordare perché altrimenti finisce per perdere dei pezzi e non guardare bene. Vi ho messo qui una frase di Caroline Criado Perez, scusate se la pronuncio male eventualmente, che ha scritto un bel libro, Invisibili, come il nostro mondo ignora le donne date alla mano, dove dice per esempio che l'essere bianco e l'essere maschio sono dati impliciti, cose che noi diamo per scontato, di cui in realtà non ci rendiamo conto finché non ci mettiamo addosso le lenti del genere, altrimenti finiamo per separare, qui cito sempre Morin, l'oggetto di conoscenza dal conoscente. Non è indifferente chi sia il soggetto di cui parliamo, se è un uomo o una donna fa una bella differenza. Cito l'ultima cosa che cito, poi evito, Kubra Gumushai, che nel suo Lingua ed Essere ci ricorda una cosa importante. Per dichiarare universale la propria particolare visione del mondo, i nominanti, o potremmo dire i dominanti, le assegnano dei nomi: universale, neutrale, razionale, obiettiva. La loro visione delle cose ha il nome più importante: sapere. Questa neutralità allora che ci inganna non ci deve invece ingannare anche quando siamo di fronte a temi globali. Non dobbiamo confondere la globalità, che è complessità, con la neutralità. Pensiamo ad esempio a un tema che può sembrare lontanissimo dalle discriminazioni, perché quasi fuori addirittura dall'umanità, che è quello del cambiamento climatico. È qualcosa che ci viene, possiamo pensare, dall'esterno, perché viene dall'ambiente, cosa che noi consideriamo quasi esterna a noi e non noi parte dell'ambiente. Il cambiamento climatico è un tema globale, sì, ma non è un tema neutrale, perché anche il cambiamento climatico può essere letto da un punto di vista di genere, dal punto di vista delle donne, perché esiste un collegamento tra discriminazione di genere e cambiamenti climatici, e di questo se ne sono accorti molti studiosi e se ne sono accorti anche i documenti internazionali. La parola chiave è quella che è stata già citata prima diciamo, dai precedenti interventi, che è l'intersezionalità. Quando noi consideriamo le discriminazioni ambientali,
questa è una parola che si sente poco, ma comincia anche questa ad apparire nei documenti, cioè le differenze ovviamente prive di motivazione nell'accesso al diritto fondamentale dell'ambiente, perché è un diritto fondamentale. Dobbiamo considerare che queste discriminazioni possono agire anche incrociando altre discriminazioni, colpendo da punti di vista diversi la stessa persona. Questa è la metafora nota dell'intersezionalità, nel nostro caso colpire le donne. La COP26 che voi vedete, che sarebbe la 26ª conferenza annuale delle parti sul cambiamento climatico, ha infatti dedicato una sessione specifica al cambiamento climatico e al genere. L'ha fatto perché sa che sono correlati. Sono correlati in che senso? Per esempio nel senso che chi si trova in una zona che subisce gli effetti del cambiamento climatico ed è una donna, subisce più volte, perché subisce già la sua discriminazione di genere e in più non può avere l'accesso al bene fondamentale dell'ambiente. La risoluzione 4813 del 2021, che ha avuto una sua lunga storia, evidenzia, oltre a riconoscere il diritto appunto fondamentale all'ambiente, che le conseguenze sui diritti umani dei danni ambientali sono più pesanti per le donne e per le bambine. Non sono le uniche categorie che vengono considerate, per esempio ci sono anche le comunità indigene e lì potremmo immaginare altre intersezioni. È possibile per esempio immaginare l'intersezione tra il genere e l'etnia. Pensiamo alle comunità rom, sinti o camminanti, che hanno una difficoltà di accesso negli insediamenti informali all'acqua. Se lì siamo di fronte ad una donna, avremo ulteriori elementi da valutare nella valutazione della sua discriminazione. Peraltro proprio l'accesso all'acqua è particolarmente rilevante, perché va ad incidere su una serie anche di diritti personalissimi che tutti siamo in grado di immaginare quali possono essere quando siamo di fronte ad una donna. Ed è pure interessante che molto di recente, nel 2021, il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite abbia identificato delle aree di intervento prioritarie, tenendo insieme questo programma per l'ambiente, quindi non un programma sul genere, identificando violenza di genere, giustizia economica, giustizia climatica. C'è più semplice immaginare il collegamento tra giustizia economica e giustizia climatica, perché ci rendiamo conto che se sono in un luogo dove ci sono situazioni economiche più svantaggiose, ovviamente l'emergenza climatica, l'inondazione avrà effetti più devastanti rispetto ad un luogo dove ci sono meno problemi, ma qui ci mette insieme la violenza di genere, quindi il rapporto di squilibrio tra uomini e donne, perché le cose sono connesse e dicono bene a sottolineare come siano connesse, anche perché solo se vediamo questa connessione possiamo adottare politiche efficaci. La seconda parola che ho scelto è questa, efficacia, perché se noi diciamo che violenza di genere, violenza economica, violenza climatica, violenza climatica potremmo anche chiamarla così se la consideriamo una forma di violenza sulla natura, stanno insieme, allora le azioni che devono essere poste in essere non possono essere neutre. Lo si diceva prima rispetto alla pandemia. Che cosa è accaduto con la pandemia? Un fattore del tutto esterno, un virus. È arrivato, ha sconvolto molte cose, ma la prima risposta dei governi non è stata con le lenti del genere, è stata neutra. Tutti a casa non ha tenuto conto delle differenze, di nessuna differenza. Poi piano piano si sono messe le pezze. Stessa cosa per i cambiamenti climatici. La prima risposta spesso è ipotesi banale che viene fatta anche diciamo da alcuni video se cercate su YouTube. C'è un problema di impronta, di inquinamento che viene creato dall'uso del mezzo privato. Che cosa facciamo? Investiamo sul trasporto pubblico locale. Giustissimo, sembra una risposta oggettiva. Ma se io questa cosa non la faccio anche dal punto di vista del genere, che cosa farò? Non mi preoccuperò se il trasporto pubblico a cui devono accedere uomini e donne è davvero accessibile per uomini e donne. La pensilina banalmente è illuminata. Di notte una donna prenderà quell'autobus, se finisce di lavorare quando il sole è tramontato, si fermerà lì ad aspettare, oppure avrà bisogno di prendere l'auto privata perché avrà paura? Questa è una banalità tutto sommato, ma se io tengo separato
discorso sicurezza delle donne, discorso riduzione delle emissioni inquinanti, come farò ad agire in maniera efficace? È molto interessante che l'ultimissimo rapporto del panel intergovernativo sui cambiamenti climatici, che già da alcuni anni ipotizza degli scenari socio-economici, abbia immaginato anche delle narrazioni. Tra queste narrazioni ce n'è una che riguarda la diseguaglianza. Che cosa sostanzialmente dice? Mettendo ascisse ordinate, vedendo che succede se aumenta la diseguaglianza, che le azioni per il cambiamento, contro gli effetti del cambiamento climatico sono meno efficaci. La diseguaglianza è un problema sia perché non consente di agire sui cambiamenti climatici, sia perché non consente alle politiche che agiscono sui cambiamenti climatici di avere sufficiente efficacia. Non parla di diseguaglianza di genere, parla di inequality in generale, però è chiaro che ci sta dentro la differenza di genere, perché è un'enorme diseguaglianza che riguarda troppe persone, perché non conti, banalmente anche questo. Ci sono anche delle risoluzioni, sappiamo tutti che le risoluzioni non sono vincolanti, però sono un bel modello, che quando si occupano appunto di donne, parità di genere e giustizia climatica, tengono insieme questi termini e li tengono insieme perché si intervenga su tutti i problemi che vengono posti. C'è sia la risoluzione del Parlamento europeo, sono più o meno coeve 2018, che una risoluzione 2017 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Anche qui che cosa si dice sostanzialmente? Integrate la prospettiva di genere nelle strategie di contrasto ai cambiamenti climatici, perché questa cosa funziona, banalmente funziona. Qui vi ho messo il giudizio universale con una domanda, perché c'è una causa climatica, non so se ne avete avuto conoscenza, contro lo Stato italiano. Non è la prima causa climatica, le chiamano così ovviamente, io sintetizzo, che si fa nel mondo. Sono state molte le cause che negli ultimi anni sono state fatte per agire contro l'inazione, la mancanza di azioni per contrastare il cambiamento climatico. Si è fatto contro gli stati, si è fatto contro anche le imprese private, che hanno anch'esse degli obblighi. E di solito nelle ultime cause, è stato rilevato, si è puntato molto sulla violazione dei diritti umani. La nostra causa, quella italiana, ha anche un paragrafo, dato di citazione, ha un paragrafo sul diritto antidiscriminatorio, ma guarda ad un fattore, l'età. E possiamo immaginare perché le giovani generazioni sono quelle che pagheranno di più l'inazione climatica. Anche questo ha dei precedenti. Quello che non c'è per ora, ma magari ci sarà perché la causa, diciamo, è appena iniziata, magari ci può essere nei successivi atti o in successive cause, è la considerazione del genere o di altri fattori, come può essere anche la disabilità di cui si parlava prima. Anche quello è un fattore che in molti documenti emerge, perché è chiaro che gli effetti sono diversi a seconda della situazione che io mi trovo a vivere. Quindi questo punto di domanda sul giudizio universale è sempre un attenzione anche qui a usare la parola universale, perché vabbè, in quel caso è stato usato perché la causa climatica, quindi sulla virgolette fine del mondo. Però anche la fine del mondo forse non sarebbe la stessa per uomini e donne, anche in quel caso non sarebbe neutra. Allora, l'ultimissima domanda è questa, l'ultimissima osservazione. La natura, e io qui ho un po' giocato tra le naturale, le nature, talvolta si sente dire le donne sono più sensibili, sono più portate a occuparsi dell'ambiente, ed è questa una questione interessante, anche perché sembra una discriminazione positiva, insomma siamo migliori, siamo più buone, siamo più gentili. E infatti vi ho messo questa immagine molto poetica che trovate declinata in moltissimi modi, di questa madre che tutela l'intero mondo. Ora io penso che questo sia in realtà un grosso problema simbolico che abbiamo nella mente, perché ammesso che esista una natura femminile dedita assolutamente al bene e alla cura, esistono anche nature diverse. Noi possiamo essere la madre che protegge, ma siamo Medea che uccide i suoi figli. Siamo Medusa che pietrifica con lo sguardo. Insomma, il simbolico anche femminile è molto ampio. E io mi sono segnata la bellissima definizione di Alice Ceresa nel suo piccolo dizionario dell'ineguaglianza femminile. Dice che femminilità
è il modello di identificazione proposto alla donna dall'uomo per illustrare e esplicare le differenze biologiche in ogni aspetto della vita quotidiana. È insomma un ruolo che ci viene disegnato solitamente dalla parte maschile per tenerci ferme in un punto. Tra l'altro, che questa sia che la natura è sempre stata utilizzata per tenere qualcuno sotto qualcun altro. Quando si parla di famiglia naturale lo si fa per escludere alcuni soggetti dal godimento del diritto ad avere una famiglia. Quando si dice che le donne sono naturalmente madri, lo si fa per non dare nessun altro ruolo che quello della maternità, e potremmo probabilmente proseguire all'infinito. Non esiste un'indagine né dell'Istat né dell'Eurobarometro che dica che esiste una maggiore sensibilità femminile, perché le indagini sono state fatte. Esiste invece, ed è comunque una cosa molto interessante da considerare nelle politiche, una diversa attenzione al tipo di comportamento, cioè le donne sono talvolta portate ad occuparsi di più delle attività individuali piuttosto che dell'attività esterna, per esempio alla casa. Le donne si interessano al risparmio energetico in casa e magari si interessano meno alle politiche energetiche. Semplifico molto perché la questione sarebbe molto lunga, e l'ultima indagine, quella del 2021, evidenziava anche come le donne fossero più convinte che i loro comportamenti individuali potessero avere un effetto all'esterno. Qual è il problema in questo caso? Il problema è che agire come individui rispetto ai cambiamenti climatici non basta. Lo dice molto bene Naomi Klein, che sottolinea come l'individuo non possa fare quasi nulla, o meglio, possa fare molto, ma se si inserisce all'interno di un movimento organizzato e globale. Questo significa che le donne devono agire nella politica e nell'economia, che, come si diceva prima, sono invece i settori da cui noi siamo spesso tagliate fuori. Ed ecco perché è così importante rifiutare anche questo sguardo che ci vede come le custodi del creato. Lo siamo come lo sono gli uomini, siamo capaci di cura come lo sono gli uomini, ma dobbiamo fare azione politica ed economica come già fanno gli uomini, togliendo da quel panel soltanto lo sguardo maschile, perché quello che viene fuori da un tavolo come quello che è stato scelto per la locandina non è purtroppo solo uno sguardo dimezzato, ma è proprio uno sguardo cieco, dei ciechi come quelli di Saramago che pur vedendo non vedono. Chiudo e vi ringrazio per avermi ascoltato, spero di essere stata un po' chiara, grazie. E grazie moltissimo ai relatori di questa seconda parte. Come accennato, di nuovo un carissimo saluto alla professoressa Sergia Adamo, che è a casa, che ci segue ma che non può partecipare, e di nuovo mi prenoto per il prossimo compleanno di Equal che trascorreremo con lei. Però io adesso sono anche un po' emozionata, perché se Equal c'è stato è anche e soprattutto perché abbiamo avuto un fortissimo appoggio da parte della professoressa Marina Brollo. E allora, con grande piacere, finalmente ci scambiamo i posti e sono io a introdurre lei per le conclusioni di questo compleanno. Poi cercheremo una torta e delle candeline da soffiare. Grazie. Grazie Anna. Allora sarò velocissima perché stiamo sforando il tempo, ma siamo partiti chiedendoci ma quanto siamo equal, e abbiamo cercato di dare una risposta con parole che non a caso sono state quelle che hanno aperto i festeggiamenti per questa giornata che ricorda i diritti delle donne, e il 1° marzo appunto c'è stato il primo convegno sulle parole. Abbiamo parlato di immagini, perché questa immagine che abbiamo visto della locandina è inquietante. Abbiamo visto sguardi differenti di uomini e di donne su questi problemi. Abbiamo sentito dati, abbiamo sentito considerazioni. La sintesi di tutto quello che abbiamo ascoltato oggi per me è in quella parola che è emersa diverse volte: invisibili. Anch'io ho letto un libro bellissimo, quindi lo consiglio a tutte. È un libro molto semplice e molto efficace e anche inquietante, perché ci fa vedere appunto come non ci vediamo neanche noi.
invisibili, e quindi che cosa possiamo fare? Beh, ad esempio Equal è una vetrina che mette in mostra, è un qualcosa che mette in mostra quello che facciamo noi, e quindi un grazie a tutti i collaboratori del laboratorio lavoro, tutti quelli che collaborano con Equal, e un grazie soprattutto ovviamente alla professoressa Zilli e al professor Billotta, che con le loro conoscenze, competenze, dedizione, generosità e anche determinazione hanno portato avanti questa preziosa piattaforma, ma con la consapevolezza che questa è sì una piattaforma, ma che cade in una rete, perché non sta in piedi da sola, ma come già dicevamo è calata in un contesto in cui appunto ci sono dei corsi della didattica, e abbiamo i figli del nostro primo Mind, contiamo di riaprirlo non appena riavremo le forze, perché è stato impegnativo, così come abbiamo i progetti di ricerca, abbiamo già ricordato il PRIN collegato ai discorsi di Mind, ma anche il PRIN che stiamo portando avanti adesso sui lavoratori poveri. Insomma, è una piattaforma che è costruita su una rete che si sta allargando. E come vogliamo intessere questa rete? Qual è il filo per tessere questa rete? Ma io credo che lì la parola chiave sia formazione, che non a caso, appunto, siamo in un'aula universitaria, rientra per fortuna nel nostro compito la formazione, davvero la prima azione per rendere visibile l'invisibile. E quindi speriamo che parlando ai giovani possiamo seminare semi preziosi che fioriranno. Ecco, nei ringraziamenti ho dimenticato il dottor Vito Mucaria, che conosco da tantissimo tempo, che mi ha accompagnato nella redazione della monografia che mi ha portato in questo ruolo, e che appunto a nome della Pacini è qua a testimoniare tutta la presenza e il supporto dato da questa preziosa casa editrice. Quindi stiamo facendo un qualcosa che non è soltanto per l'oggi, per qui, ma è anche per il domani, e credo che gli interventi che sono stati fatti, ognuno a modo suo, porti un contributo stimolante, interdisciplinare, e quindi non mi resta che dirvi arrivederci al prossimo compleanno. Grazie. Allora davvero alle battute finali, davvero grazie a tutte e a tutti, da parte mia e del collega Francesco Billotta, che come sempre generosamente mi dà più spazio di quanto io mi meriti. Grazie, buonasera.